Il suono delle sirene delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri e polizia locale per commemorare le troppe vittime del tratto veneziano della 4, definito non a caso maledetto. Qui sono 16 morti per incidenti autostradali da inizio 2022, vale a dire un decesso in meno di 2 settimane. Questo tratto che non deve essere ricordato solo per le morti, ma soprattutto per la strada che può venire a Noventa di Piave per far visitare il nostro territorio. Noi oggi siamo qui a testimoniare questo. Oggi 22 sindaci del Veneto orientale si sono ritrovati nella marcia dal doppio appuntamento delle 10 e delle 12 all'uscita dei caselli rispettivamente di Noventa di Piave e Portogruaro per chiedere anche alla prima carica dello Stato un'accelerazione dei cantieri della terza corsia previsti fino al 2026. Abbiamo chiesto anche l'aiuto del Presidente della Repubblica e speriamo che ci accolga a Roma. Con i primi cittadini con la fascia tricolore, anche 22 gonfaloni listati a lutto per le comunità che continuano a piangere, anche le 7 vittime dell'Associazione di Volontari Disabili di Riccione nell'incidente del 7 ottobre scorso, insieme all'ultima vittima, il 49enne di Udine entrato letteralmente con la sua auto dentro al rimorchio di un tir lo scorso 18 ottobre. È insostenibile, non è causa diretta il cantiere ovviamente, ma è causa indiretta. Da una parte dobbiamo aumentare la sicurezza dei lavori in questa terza corsia e dall'altra parte bisogna velocizzare, come ha detto lei, il percorso per non arrivare al 2026, ma molto tempo prima.